Riprendiamo con la cronaca. Attentato incendiario a Niscemi in provincia di Caltanissetta, allorché ignoti malviventi sono entrati dentro il negozio di alimentari Non Solo Carne in via Gramsci. Hanno cosparso le stanze di liquido infiammabile, depositando anche 2 bidoni pieni di benzina e hanno così appiccato il fuoco. L'esplosione ha divelto le saracinesche d'ingresso e il balcone sovrastante l'immobile. A causa della violenta deflagrazione, una scaffalatura di legno è stata addirittura scaraventata all'esterno del negozio e ha investito un'automobile parcheggiata in strada. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Iniziativa di protesta di Legambiente a Lampedusa. Oggi ombrelloni gratis sulla spiaggia di Isola dei Conigli. Il perché dalla dirigente agrigentina di Legambiente Claudia Casa. L'ha intervistata Angelo Roppolo. A Lampedusa oggi Legambiente ha distribuito degli ombrelloni gratis all'Isola dei Conigli. Perché? Ma è un'azione abbastanza forte quella che abbiamo voluto fare per denunciare pubblicamente una procedura assolutamente illegale scelta dall'amministrazione comunale di Lampedusa, probabilmente personalmente proprio dal sindaco, per affidare ad un privato il servizio di affitto degli ombrelloni e il servizio bar sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli, con ciò contravvenendo a quelle che sono le regole sostanzialmente per i servizi a pagamento all'interno della riserva dell'Isola dei Conigli. Sono regole che impongono sostanzialmente che il ricavato di questi servizi a pagamento vada alla Regione e che la Regione poi reinvesta per finalità di conservazione e di valorizzazione della riserva appunto questi fondi. Invece il Comune di Lampedusa, affidando questo servizio a un privato, sta consentendo a questo privato sostanzialmente di guadagnare decine e decine di migliaia di euro e sta privando la Regione di questi soldi. Per cui questa mattina a Lampedusa, alla presenza del senatore Francesco Ferrante, che è anche un dirigente nazionale della nostra associazione, di Giusy Nicolini, direttrice della riserva, di Angelo Di Marca, responsabile del Dipartimento Natura di Legambiente, e del dirigente regionale Gianfranco Zanna, abbiamo distribuito appunto gli ombrelloni della legalità, perché riteniamo che sia assolutamente importante ripristinare la legalità a Lampedusa, non solo all'interno della riserva, ma anche su tutte le altre spiagge. A Palermo, in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Belgio, pur di scassinare una cassaforte, non ha esitato a utilizzare un piccone. Però il frastuono ha allarmato un vicino di casa che ha telefonato ai carabinieri. Così il ladro maldestro, dopo una breve fuga, è stato arrestato dai carabinieri. In manette Maurizio Furitano, 40 anni. E i carabinieri della sezione di Monreale hanno arrestato per furto di energia elettrica Agostino Greco, 54 anni, operaio forestale, e Salvatore Imparato, 62 anni, pescivendolo, accusati di allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare gli impianti delle loro abitazioni. Le paventate ricerche di idrocarburi nel canale di Sicilia. Contrario è l'ordine provinciale degli architetti di Agrigento. Ascoltiamo il presidente Rino Lamendola, l'ha intervistato Angelo Roppolo. Presidente Rino Lamendola, come ordine provinciale degli architetti di Agrigento avete assunto una posizione netta di contrarietà contro le paventate trivellazioni petrolifere nel canale di Sicilia. Sì, noi riteniamo che in Sicilia, soprattutto in provincia di Agrigento, sia facile realizzare opere di grande impatto ambientale che peraltro non producono alcun reddito diffuso in favore della società civile agrigentina, mentre diventa sempre tutto difficile allorquando parliamo di realizzare infrastrutture a supporto di questo nostro ruolo nel Mediterraneo, di cerniera del Mediterraneo. Noi siamo cerniera del Mediterraneo sulla carta, ma non abbiamo i porti idonei per poter far attraccare le navi, le grossi mercantili provenienti dall'est e diretti al nord Europa. Ci passano davanti ma non possono attraccare, non abbiamo un aeroporto, quindi ritengo che le attenzioni dovrebbero essere riservate soprattutto per trasformare la nostra costa e dotarla di quelle infrastrutture in modo che la Sicilia e soprattutto Agrigento possa costituire una vera cerniera euro-mediterranea. Peraltro non dobbiamo dimenticare i rischi sulla sicurezza che si corrono con queste prospezioni petrolifere,
non possiamo certamente ignorare quello che sta accadendo nel Golfo del Messico, dove l'Oceano Atlantico è all'agonia per questo, diciamo, incidente che è accaduto e che può ripetersi facilmente. Immagini un po' se questo incidente fosse accaduto nel nostro mare, che è infinitesimamente più piccolo rispetto all'Oceano Atlantico, quale guasti avrebbe prodotto. Quindi noi per questo, considerato che le prospezioni interessano la costa di più province, io in occasione della prossima consulta che si terrà il primo lunedì del mese di settembre proporrò agli ordini professionali della Sicilia di concordare, di adottare delle forme di protesta condivise al fine di supportare chi vuole impedire che il nostro mare, i nostri fondali marini possano trasformarsi in un vero e proprio campo minato. E l'architetto Rino Lamendola, adesso a capo del Genio Civile di Caltanissette, è ospite di una nuova puntata di Tema, in onda questa sera, mercoledì 18 agosto, su Teleacras alle ore 21 e poi domani pomeriggio, giovedì, alle ore 15:30. Guerra ai panificatori e ai panettieri selvaggi a Canicattì, dove chi acquista pane da venditori ambulanti senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative rischia una sanzione da 25 a 250 euro. Così impone un'ordinanza del sindaco di Canicattì Enzo Corbo. Sono punite anche le violazioni per il trasporto del pane con mezzi non omologati o non in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative, e anche la vendita fuori dagli spazi non consentiti e in forma comunque ambulante. E passiamo alla bellezza. Si è svolta ieri sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, la quarta finale regionale del concorso di bellezza Miss Italia. Ha vinto la palermitana Martina Lombardo, che stacca il biglietto per Salsomaggiore Terme. Le interviste. Ce l'hai fatta, voli a Salsomaggiore con il titolo di Miss Deborah Sicilia. È dopo 3 anni che finalmente riesco ad avere questo titolo, riesco ad arrivare a Salsomaggiore con grande onore, perché riuscirò a rappresentare comunque la Sicilia, che è la terra che adoro, perché siamo pieni di mare, sole, cose che altre terre non hanno, e quindi è un grande onore. Chi è Martina Lombardo? È un ragazzo che ha finito quest'anno il liceo e spera di andare all'università per riuscire a entrare come fisioterapista. Questo concorso per te cosa rappresenta? Rappresenta un sogno, è da quando avevo 3 anni che guardavo Miss Italia e invidiavo tantissimo quelle ragazze, e finalmente una di quelle ragazze sono io. Anche per Giorgia Duro una bella soddisfazione, hai preso una fascia importante, Miss Vella Professional. Sì, sono davvero felice, Davide, perché qui alle regionali questa è la mia quarta fascia, quindi fasce tutte inaspettate. Ormai ho preso un secondo, un terzo, un quarto e un quinto, adesso speriamo il primo però. Infatti adesso altre 2 finali, Ribera e poi Palermo, ti aspetti il primo posto? Io spererei a Palermo, perché ovviamente è la mia città, e poi penso sia la serata più importante e la più emozionante di tutte, quindi. Miss Peugeot a San Cataldo e Francesca Incandela. Sono davvero contenta di questa vittoria, ma non della mia, ma della prima Miss della serata. Finalmente un pezzo di Sicilia che non sia della dominazione spagnola, ma anche di quella normanna, perché la nostra Sicilia è eterogenea. Strafelice di essermi classificata secondo posto. Miss Rocchette mi sa che ormai mi segue un po' dappertutto, perché le provinciali ho preso tantissime fasce Miss Rocchette, quindi speriamo di puntare un po' più in là. Che esperienza è stata quella di questa sera? È stata bella, soprattutto non la solita, bella esperienza. È stata bella perché è stata una serata che abbiamo vissuto in pieno, genuina soprattutto, che ha vinto veramente la migliore, la più bella. Grande evento per San Cataldo, la finale regionale di Miss Italia, avete incoronato la più bella. Un evento molto importante, sono molto contento che San Cataldo abbia potuto ospitare questo evento e che abbiamo potuto anche così avere a San Cataldo le bellezze siciliane. A tutte queste ragazze facciamo tanti auguri, e particolarmente a quella stasera che è stata selezionata, Miss Deborah, affinché possa andare avanti a realizzare il suo sogno. Adesso una correzione: l'annunciata puntata di Tema andrà in onda questa sera, ma non alle 21 come vi abbiamo erroneamente detto, ma alle 23:15.
Telefono aiuto ad Agrigento, l'iniziativa Voglio esserci anch'io, poi il Festival Bruna Bennardo a Favara, tutti i particolari e poi anche lo sport dopo la pubblicità.